Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova ricetta. Questa è una ricetta di Natale perché oggi è la vigilia di Natale, il 24 dicembre del 2020. Scavando un po' nei miei ricordi mi è venuto in mente che ogni vigilia di Natale mia nonna preparava gli struffoli, un dolce natalizio tipico della Campania. Ed è stato una di quelle vigilie di Natale che quando mia nonna aveva preparato il tutto, adesso vi spiegherò il procedimento, io rubai uno struffolo quando lei si girò dall'altra parte e lo misi in bocca. Non avrei mai pensato quella volta che lo struffolo fosse stato incandescente. Mia nonna si accorse di questo mio gesto e sorridendo si girò e mi disse: hai visto cosa succede a rubare? Oggi voglio fare con voi gli struffoli di Natale. Andiamo subito a vedere quali sono gli ingredienti necessari per preparare gli struffoli. Ed ecco gli ingredienti di oggi: mezzo chilo di farina, 4 uova, 250 g di zucchero, un po' di bicarbonato, un pizzico di sale, mezzo bicchiere d'olio, un bicchierino di anice o di liquore strega, del miele e poi per finire queste piccolissime caramelline di zucchero che a Napoli si chiamano diavolilli. E cominciamo col mettere la farina nella nostra terrina, aggiungere al centro delle uova, aggiungiamo le uova, cominciamo pian piano a sbattere, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo l'olio, aggiungiamo il sale, aggiungiamo il liquore e cominciamo a mescolare pian piano. Per finire, come ultimo ingrediente, aggiungiamo il bicarbonato e non ci resta adesso che lavorare l'impasto degli struffoli. Io ho messo tutto in una terrina perché è più pratico da lavorare, almeno all'inizio, e dopo lo passiamo sul nostro tagliere dove avremo più spazio. Ed ecco che l'impasto per gli struffoli è pronto. Lo lasciamo riposare per una decina di minuti e poi cominciamo a fare dei grissini stretti e lunghi, proprio dei grissini che andremo a tagliare a pezzettini piccoli piccoli, una sorta di gnocchetti. Infariniamo ancora un pochino il nostro tagliere in modo da poter lavorare con facilità. Tagliamo a pezzi perché ogni pezzo sarà un grissino in questo modo qua.
Ecco, in questo modo qua, piccoli pezzettini. I nostri struffoli sono praticamente tutti tagliuzzati, un po' infarinati per non farli appiccicare. Nel frattempo mettiamo sul fuoco abbondante olio per poterli friggere. Quando gli struffoli saranno ben dorati, sono cotti, li passeremo in una scolapasta in modo che lascino tutto l'olio assorbito. Nel frattempo, in una pentola bella larga, mettiamo abbondante miele. Lo adagiamo sul fuoco lento e lo facciamo sciogliere pian piano. Fate scolare gli struffoli in una scolapasta, senza carta assorbente, così l'olio potrà scendere liberamente. Ed ecco che quando il nostro miele si è sciolto, si è riscaldato bene, noi aggiungiamo gli struffoli. E mescolando piano piano, tutti gli struffoli assorbiranno un pochino di miele. Abbiamo concluso. Abbiamo passato in una pirofila tutti gli struffoli, li abbiamo arricchiti di coloratissimi diavolilli e di frutta candita. Adesso siamo sicuri che è arrivato il Natale. È veramente un'emozione perché mi sembra di rivivere i tempi in cui mia nonna li preparava e questo dolce mi riporta alla mia infanzia. Abbiamo preparato anche la ricetta di oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale. Non ci potrebbe essere dolce migliore che il ricordo di mia nonna che preparava gli struffoli. Io spero che voi li facciate perché è un piatto semplice, povero, con ingredienti modesti che si hanno spesso in casa, a parte i diavolilli che è un po' difficile trovare, ma se fate una ricerca li potrete trovare senza problemi. Io voglio salutarvi, voglio augurarvi un buon Natale a voi, alle vostre famiglie, anche se è stato un anno indimenticabile in senso negativo. Noi andiamo avanti con tante speranze per un domani migliore, con l'augurio di tanta salute che ne abbiamo bisogno, col ricordo delle persone che soffrono, quelle che purtroppo non ci sono più, bisogna ricordarle a Natale. Vi abbraccio sinceramente, con affetto, vi auguro buon Natale e buone feste. Noi ci vediamo dopo l'Epifania. Ciao a tutti, un abbraccio e un bacione dal vostro amico Cesare. Buon Natale a tutti.